Bentrovati amici, forse non ci soffermiamo abbastanza al pensare che stiamo vivendo un periodo dal punto di vista della fede specialissimo, un periodo in cui si può lucrare l'indulgenza plenaria, siamo nell'anno del Giubileo, ma altri mesi di speciali grazie ci attendono con il Giubileo di Sant'Agata. Oggi parleremo della festa che ci ricorda la traslazione delle reliquie della martire catanese, parleremo anche degli eventi che accompagneranno 2 giorni in agosto, il 16 e il 17, e lo facciamo con Monsignor Barbaro Scionti, che non poteva mancare in questa nostra trasmissione in quanto parroco della Cattedrale di Catania, che da anni segue e organizza veglia, possiamo anche dire veglia sulla festa di Sant'Agata, e con il presidente del comitato che si occupa dei festeggiamenti di Sant'Agata. Bentrovati e grazie ad entrambi. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie Monsignor Barbaro Scionti. Allora, stavo dicendo appunto questo, che è un periodo veramente di grandissimi doni spirituali per chi ne vuole lo vuole impiegare così il proprio tempo nel fare una visita alla cattedrale, che è una delle chiese giubilarie a Catania, ma ce ne sono tantissime nel territorio della Sicilia. È un dono che libera l'anima e ogni conseguenza del peccato, l'indulgenza plenaria. Ma parliamo della festa di Sant'Agata. Quest'anno cade appunto in un periodo storico molto particolare. Cosa ci attende, Monsignor Barbaro? Celebriamo quest'anno 899 anni dalla traslazione delle reliquie di Sant'Agata nella nostra cattedrale, cioè ricordiamo questo numero così importante, anche vigiliare di un numero ancora più importante che sarà il 900° il prossimo anno. Ricordiamo quella lettera del Vescovo Maurizio con la quale dichiara che tornano in cattedrale le reliquie della concittadina vergine martire catanese Agata. Quindi diciamo che questa celebrazione di agosto, questi 899 anni che celebreremo, sono da introduzione a quella che sarà il 900°. Proprio alla sera del 17 agosto lo stesso arcivescovo in piazza Duomo annuncerà, affacciandosi dal balcone del Museo Diocesano, annunzierà alla cittadinanza, a tutti i devoti di Sant'Agata, annunzierà il Giubileo agatino, che si aprirà con la festa prossima del battesimo del Signore, cioè dopo la celebrazione dell'Epifania, e si protrarrà fino al prossimo 17 agosto. Vivremo così con gioia e con entusiasmo. Sì, cosa si intende per giubileo? Quindi diciamo che qui a Catania siamo oltretutto, come dire, particolarmente beneficiati da questo secondo giubileo. Ecco, ma in cosa consiste? Si concluderà un giubileo e ne inizierà un altro. Esatto. Intanto viviamo questo giubileo della speranza. Credo che quest'anno, già in febbraio, ma adesso anche in agosto, guarderemo a Sant'Agata con grande speranza. È un segno di speranza per noi ed è anche un segno, quello della sua testimonianza, che ci abilita e ci chiede ad essere donne e uomini di speranza nel mondo nel quale viviamo. La speranza che lei ha vissuto con quella fedeltà al Vangelo autentica deve e può diventare per ciascuno di noi una fedeltà al Vangelo che ci impegna, ci invita e ci impegna ad essere significativi in questo mondo. L'Arcivescovo nella conferenza stampa di presentazione del programma ricordava che siamo chiamati a dare una testimonianza di servizio, in modo particolare in quel volontariato che sembra invecchiare, non avere più tanti giovani che si impegnano in questo senso, e l'Arcivescovo in quell'occasione invitava ad essere donne e uomini di speranza, anche mettendo del tempo a disposizione per gli altri. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori, perché so che poi lo fanno verso la fine,
che il numero 342 7455 005 può essere utilizzato inviando un messaggio se volete delle delucidazioni, se volete dire qualcosa a Monsignor Barbaro Scionti o al Presidente del Comitato, se volete rivolgere insomma ai nostri ospiti le vostre domande. Ma andiamo con ordine. Intanto devo dire ai nostri telespettatori che Telecolor e Antenna Sicilia seguiranno con maggiore impegno quest'anno la festa di Sant'Agata di mezza estate. Infatti inizieremo direttamente il 16 agosto, giorno in cui ci sarà la processione del velo di Sant'Agata, una reliquia importantissima alla quale sono legate tantissime come dire, esperienze ma anche miracoli, se ne raccontano veramente di tanti effettuati nel passato, ma anche tuttora le persone parlano di speciali grazie nell'aver visitato, nell'aver ricevuto come dire, il velo di Sant'Agata, che sappiamo che a febbraio, nei giorni della festa di Sant'Agata, viene portato in tanti luoghi particolari. Quindi Telecolor e Antenna Sicilia parteciperanno e vi mostreranno, vivranno assieme a voi questi speciali momenti della processione del 16, poi il 17 vi mostreremo l'apertura del Sacello di Sant'Agata del mattino alle 8, alle 10:30 poi ci sarà, e questa è una novità, il pontificale, la messa che sarà celebrata dall'Arcivescovo Luigi Renna, e poi la sera del 17 come di consueto la processione con il busto reliquiario di Sant'Agata. Presidente, il 16 c'è una novità, c'è una camminata che il Comitato ha voluto organizzare. In cosa consiste questa camminata? Dopo la processione religiosa del velo, che è alle 19, dalle ore 21 da piazza Federico di Svevia, la zona del Castello Ursino, inizierà una camminata organizzata da un'associazione sportiva Terra dello Sport, che attraverso via Castello Ursino, via Garibaldi e poi a scendere per piazza Mazzini ed ancora fino in piazza Duomo, dove metteremo i bagni chimici che serviranno sia per il 16 e soprattutto per il 17, saranno posizionati in via Marletta come da tradizione. La camminata andrà fino a piazza Sesicolo, saluterà la chiesa di San Biagio denominata Sant'Agata alla Fornace, sono i luoghi del martirio, e poi ancora per via Manzoni si sale per la salita di San Giuliano, a sinistra via Crociferi, ancora piazza Mazzini, e si sale ancora per via Garibaldi e si arriva in piazza Federico di Svevia. Durante il percorso, circa 3,5 km, abbiamo posizionato, grazie all'associazione Basaltica, una ventina di poster che erano stati preparati per la campagna Catania e Casa, e quindi si avrà la possibilità di ammirare questi poster. Oltre a questo, per chi vuole soffermarsi durante la camminata, tante chiese del centro storico saranno aperte, quindi si avrà anche la possibilità di entrare in chiesa e perché no, riflettere, pregare. Ognuno di noi ha il suo modo di pensare e di vedere la festa. Io lancio un invito ai rettori e ai parroci delle chiese del centro storico, perché visto che saranno aperte non esponete anche il Santissimo. Potrebbe essere un momento ancora più intenso di preghiera per chi vuole soffermarsi nelle vostre chiese. Allora, sono arrivate alcuni messaggi. Intanto c'è l'amministratore di una pagina Facebook dedicata a Sant'Agata che dice: vorrei ricordare a tutti i devoti di Sant'Agata di salutare Sant'Agata con il fazzoletto e non con il telefono o altri oggetti. E poi ci chiedono a Barbaro Scionti se per questo giubileo di Sant'Agata è stato previsto, ma la domanda può essere rivolta anche al Presidente del Comitato dei Festeggiamenti, se è già stato pensato qualcosa di grande per questo giubileo di Sant'Agata. A Monsignore. Prego. Allora, ci chiedono se già avete pensato a qualcosa di grande. Ho sentito la domanda. Sì. Allora, l'Arcivescovo ha già in parte risposto.
a questa domanda durante la conferenza stampa, quando ha spiegato due cose: che annunciando il giubileo la sera del 17 agosto comunicherà anche la formazione di un comitato ad hoc, naturalmente un comitato pastorale che non si sovrappone al comitato per la festa, è un comitato che è proprio per le celebrazioni del giubilari del Novecentesimo, e quindi poi di conseguenza lui stesso ha detto che entro i primi di dicembre ci sarà un programma ad hoc che riguarderà tutto il periodo che andrà da gennaio fino ad agosto prossimo. Ma quali sono i particolari? Bisogna avere pazienza e soprattutto tanto desiderio di vivere con Sant'Agata e alla scuola di Sant'Agata questo tempo, perché un giubileo viene per giubilare, cioè per gioire, e la gioia vera arriva quando nella nostra vita si scopre bellezza e bontà, e Sant'Agata è pronta a donarci una bellezza e una bontà che lei attinge al cuore di Cristo e che porge a ciascuno di noi invitandoci ad andare al Signore. Il giubileo è tempo di conversione, e credo che in fatto di devozione a Sant'Agata di conversioni ne abbiamo bisogno tante, tutti noi, nessuno escluso. Cambiare il cuore dell'uomo cambia anche la società. Se cambia il cuore dell'uomo, se c'è una conversione, si cambia anche la società, e arriveranno anche molti volontari, perché fare del bene così solo per sentirsi protagonisti in un qualunque evento credo che non sia efficace come quando lo si fa con uno spirito veramente evangelico. Ma parlavamo di un periodo veramente di grandissima grazia, grandi doni, veramente tanti, e uno di questi doni è sicuramente il rientro a Catania dal Louvre, pensate, della epigrafe Iulia Florentina, di cui vi ho parlato tantissime volte durante le dirette di Sant'Agata, ho sempre parlato di questa epigrafe. Finalmente è possibile vederla fisicamente, perché è tornata non solo a Catania in maniera definitiva, e si trova esposta al Museo Diocesano, quindi in quei giorni, quando si vuole, chiaramente si potrà ammirare e vedere questa epigrafe. Vogliamo ricordare cosa dice questa epigrafe? È un segno molto importante, perché testimonia il fatto che a Catania già nel 300, quindi subito dopo la morte di Sant'Agata, c'era un gruppo di cristiani, una comunità cristiana, e questa bimba Iulia Florentina, appunto di appena 18 mesi, è stata sepolta proprio vicino ai martiri, quindi in questo cimitero dei martiri che si trova proprio a Catania, in via Dottor Consoli. Vogliamo aggiungere qualche parola su questa epigrafe, signor? Credo che è un segno di quella verità storica che deve nutrire la devozione. La devozione si deve nutrire di verità e non di favole, di storia e non di leggenda. Ecco perché un'attenzione allo studio e alla riflessione conseguenziale del martirio di Sant'Agata e di quanto ha realizzato intorno a sé nella vita e nella storia della Chiesa diventa per noi importante. Questo segno che il nostro Museo Diocesano custodisce e che credo è importante che ogni buon devoto possa andare a vedere, anche per rendersi conto di come in antico, con tanta delicatezza, si pensava davvero a stare vicino a Sant'Agata senza tanti orpelli e tante cose grandiose, proprio con la pacatezza di chi accompagna una figlia che è morta, e certamente non è qualcosa di grandioso, insomma è un'esperienza molto dolorosa. E vedere come ci si accosta a Sant'Agata per trovare Sant'Agata e gli altri martiri, per trovare conforto, per trovare serenità in un momento di grande dolore. Farà a tutti molto bene andare a visitare questa epigrafe, così come essa è presentata, anche con delle attenzioni che ci daranno e possono aiutare tutti noi a riflettere sul vero senso di una devozione che certamente necessita sempre una grande conversione del cuore.
Grazie Monsignor Scionti, andiamo un attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per continuare a parlare di Sant'Agata, della festa e della traslazione delle reliquie. Seguiteci e rimanete con noi, a tra poco. Eccoci, siamo tornati in studio, stiamo parlando delle tante novità belle che riguarderanno quest'anno la festa di Sant'Agata, quella d'estate, ma anche la prossima, quella del 2026. Entreremo nel giubileo di Sant'Agata, una festa che è segnata da tante piccole iniziative ma che sono veramente significative. La camminata di cui ci ha parlato il Presidente Carmelo Grasso, con le chiese aperte, quindi anche di sera le chiese del centro storico è possibile entrare in una di queste chiese, fare una preghiera, e questo avverrà il 16. Poi abbiamo parlato dell'epigrafe di Giulia Florentina che è possibile vedere al Museo Diocesano. Qualcuno ci chiede, Monsignor Scionti, non so se lei lo sa, se c'è un biglietto e quanto costa. Io non mi pare che ci sia nessun biglietto, non costa nulla. Quindi... Non so dire gli orari adesso, ma certamente sono pubblicati nel sito della diocesi, quello che riguarda la parte che riguarda il Museo Diocesano. Altra novità che riguarda la Chiesa, l'Università di Catania, il Comune di Catania, il Comitato, è quello che si vuole far diventare la festa di Sant'Agata, la si vuole inserire come patrimonio immateriale dell'umanità. Presidente, anche qui c'è un grande lavoro da fare perché si presenta la candidatura e poi si vedrà. Ecco, c'è un orientamento, c'è un comitato che ci sta lavorando. Sì. Lei fa parte di questo comitato. I 4 soggetti, come appunto ha detto lei, il Comitato della Festa di Sant'Agata, l'Arcidiocesi, l'Università e il Comune, hanno presentato, abbiamo stilato un protocollo e abbiamo presentato la candidatura al Ministero. Quindi teniamo un attimo a precisare, il Ministero seleziona soltanto una candidatura per tutta l'Italia e verrà presentata poi l'anno prossimo all'UNESCO. Quindi in questa fase abbiamo semplicemente presentato la candidatura al Ministero. Certo. Se chiaramente verrà accettata, già stiamo lavorando per questo, ci sarà un comitato scientifico oltre ai 4, chiamiamoli soggetti promotori dell'iniziativa, un comitato scientifico che preverrà della documentazione da sottoporre e poi ovviamente sarà il Ministero a decidere. Quindi in questa prima fase, diciamo, è come dire, noi vorremmo che la festa di Sant'Agata... Noi vorremmo che, ma già stiamo lavorando affinché questo possa avvenire. Certo, nel senso si deve convincere questa commissione. Dobbiamo convincere prima il Ministero e poi successivamente sarà un percorso abbastanza lungo, si parla di anni, dobbiamo convincere l'UNESCO ad accoglierci, ma chiaramente l'obiettivo nostro è quello di... parliamo soprattutto il nostro come comitato, è quello di far rispettare e blindare la tradizione della festa in modo che la festa una volta per tutte rimanga per quello che è. Poi ovviamente ci saranno ricadute per il comune dal punto di vista del turismo, ovviamente grande lavoro della comunità scientifica e quindi per l'università per preparare la documentazione e infine la parte religiosa, quella la lascio al Monsignor Barbaro per... Sì, un riconoscimento che quanto può valere dal punto di vista della fede, cosa aggiunge? Io credo che aggiunge semplicemente, ma anche solennemente, la bellezza di una devozione che, se purtroppo è vero, ha dei risvolti purtroppo negativi, che sono però in minima parte. Allora credo che questa esperienza ci dovrà aiutare a presentare il bello e il meglio di una devozione a Sant'Agata, ma anche a mettere da parte quelle espressioni negative che possono deturpare la bellezza e la bontà di una città che ama Sant'Agata e di Sant'Agata che ama la sua città. A me piace sempre ricordare che quell'incontro del velo di Sant'Agata con la prima eruzione, un anno dopo il martirio di Sant'Agata, del 252, segna l'inizio di una storia d'amore tra Catania e la sua città,
tra la Catania e la città è Sant'Agata. Sant'Agata che ama la sua città e la protegge, è la città che si sente protetta e che risponde a questo amore con quella stessa fedeltà al Vangelo che Agata ha vissuto fino all'estremo. Allora questo presentare documenti, raccogliere documentazione ci aiuta a vedere il bello e il meglio che fa parte della nostra bella tradizione, bella e buona tradizione, ma ci aiuta pure a circoscrivere e quindi mettere da parte, io direi anche annientare, annullare tutto ciò che purtroppo di negativo, alle volte a causa di taluni, pochi per la verità, cerca di infangare, perché la bellezza di Agata e dei suoi devoti risulti significativa agli occhi del mondo intero. Andare, io direi, anche all'essenziale, a quello che costituisce la festa, cioè le reliquie. Stiamo parlando appunto della traslazione delle reliquie, il ritorno di queste reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli sino a Catania. Ecco, il valore e il segno che possono costituire le reliquie di un martire, di un santo, sicuramente aiutano nella fede, la vita, la storia di una santa patrona della città in questo caso, ecco, sono certamente esemplari, possono anche spronarci a un cambiamento di vita, a una conversione. Poco fa si diceva, se si converte l'uomo, se il cuore dell'uomo cambia anche il suo modo di affrontare la vita, cambia il suo modo di agire nella società, in famiglia, nei posti di lavoro, e inevitabilmente la società cambia. Ecco perché, come dire, una festa è tale dal punto di vista religioso solo se riesce veramente ad affondare in quelli che sono i temi del Vangelo. La provvidenza ci ha resi custodi delle reliquie di Sant'Agata, custodi di una testimonianza che è avvenuta proprio nella nostra città. Ci sono dei luoghi precisi che noi ricordiamo in modo speciale durante la festa di febbraio, e questa testimonianza è detta di fatto dalla custodia di queste reliquie. Allora, custodire le reliquie, portarle solennemente in processione, in trionfo, oppure quello che avviene nella ferialità della vita della nostra cattedrale per tanti che vengono a pregare dinanzi al sacello che custodisce le reliquie. Allora, custodire le reliquie è una responsabilità, la responsabilità dell'essere, del dover essere cristiani alla maniera di Agata. Questo credo che ci domanda questo fatto provvidenziale che significa tenere da 899 anni nella nostra cattedrale reliquie di Agata, ma in realtà le teniamo poi da molto più tempo, perché qui si è consumata la sua testimonianza, poi il tempo di questo esilio delle reliquie e poi il ritorno. Ecco, siamo i custodi delle reliquie, della testimonianza di Agata, siamo chiamati ad essere con responsabilità cristiani alla maniera di Sant'Agata, con una coraggiosa fedeltà che rende libero davvero l'uomo. Quando questo diventa il nostro punto di riferimento, davvero la festa di Sant'Agata ha raggiunto il suo essenziale. Io mi auguro che in quest'anno che ci attende, in questi mesi che veramente ci separano dalle grandi celebrazioni, poi pensiamo anche al Natale, la Pasqua, insomma la cattedrale di Catania, riflettevo su questo, è un luogo veramente specialissimo, perché non solo è chiesa giubilare, quindi si può lograre, come dicevamo poc'anzi, l'indulgenza plenaria, che è il proprio togliere dall'anima ogni conseguenza del peccato, ma custodisce anche le reliquie di Sant'Agata, quindi è un luogo davvero speciale, un luogo non solo per i devoti di Sant'Agata, ma per tutti i cristiani fedeli. Insomma, fare una visita alla cattedrale di Catania, se ci riflettiamo bene, e lo si fa con una certa fede, insomma è veramente un'esperienza particolare, se consideriamo che è un luogo giubilare,
ed è il luogo che custodisce le reliquie di Sant'Agata. Io concluderei ricordando i momenti più importanti della festa di mezz'estate, e cioè il 16, giorno in cui si alterneranno in cattedrale diverse celebrazioni eucaristiche, poi ci sarà la processione del velo di Sant'Agata, subito dopo seguirà la camminata di cui ci ha parlato il Presidente Carmelo Grasso, e poi ancora il 17 mattina alle 8 l'apertura del Sacello, alle 10:30 il pontificale celebrato da Monsignor Luigi Renna, e poi la sera, subito dopo la celebrazione eucaristica, la processione del busto reliquiario di Sant'Agata. Sono tutti momenti, tranne la camminata ovviamente, perché quella avrà il suo percorso, partirà da Piazza Federico di Svevia. Ecco, però il 16 e il 17 restate con noi, Antenna Sicilia e Telecolor seguiranno tutti i momenti più importanti della festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Io ringrazio il Presidente Carmelo Grasso per essere stato qui con noi, ci rivedremo sicuramente il 16 e il 17 agosto, ringrazio anche Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania, ci vuole dare un saluto? Io vorrei ricordare un altro momento, sì, che sembrerebbe secondario, in realtà ormai da qualche anno lo abbiamo voluto inserire, rimane nel programma estivo di Sant'Agata, per ricordare due cose. Intanto il legame grande tra la devozione a Sant'Agata e il santuario più importante della diocesi, che è quello della Madonna di Monpileri. Luogo di speranza, luogo nel quale rifiorisce la devozione alla Madonna dopo tanto oblio per l'eruzione, luogo nel quale fiorisce la ginestra che nasce nella roccia della Sciara. Ma poi c'è un altro aspetto importante: la festa di Sant'Agata è festa di chiesa, è festa di incontro. Lei prima diceva la cattedrale è luogo di incontro, luogo di accoglienza, è il luogo nel quale si fa chiesa, cioè si vive da comunità cristiana, da comunità ecclesiale. E allora andare a trovare il luogo più bello, più importante della diocesi dedicato alla Madonna, andare a trovare la Madonna e vedere questo momento, vivere questo momento con Maria e il velo di Sant'Agata, diventa per noi significativo di qualcosa che vogliamo costruire. Sotto lo sguardo della Vergine Santissima, guardando alla fedeltà vissuta da Agata nella sua testimonianza cristiana, vogliamo essere cristiani coraggiosi e liberi in un mondo che ha bisogno della nostra testimonianza. Auguro a tutti di vivere con gioia questa festa, come ricordavano in un messaggio. Sventoliamo i fazzoletti, e io direi anche un'altra cosa: attorno a Sant'Agata, piuttosto che accalcarsi spingendo, e diamo tra l'altro un brutto segno, viviamo piuttosto l'esperienza dello sguardo a Sant'Agata, che poi è quello della sana, vera e illuminante devozione che deve guidarci. Auguri a tutti e buona festa. Grazie Monsignor Barbaro Scionti, grazie ancora al Presidente Carmelo Grasso, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.